Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo i nati del 23 gennaio, quali sono le caratteristiche principali e quali sono gli influssi che ricevono questi nati dalle costellazioni e dalla luna che li attraversa nell'arco della giornata della loro nascita. Prima però di cominciare vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale, vi siamo sempre molto grati del vostro sostegno. Vediamo dunque questi nati, anche loro appartengono al mese di gennaio e dunque hanno alle spalle la costellazione Acquario, in particolare sorretta appunto dal dominatore Saturno. Questo li rende estremamente portati per le tecnologie, per quello che sono le avanguardie, a percepire magari in anticipo nuove mode o nuove tendenze, sono sicuramente molto abili in questo ambito e tenderanno comunque a applicarlo nella realizzazione del loro ruolo sociale, lì dove andranno a inserirsi. In particolare qui si coniuga due volte Saturno perché la prima costellazione, cioè dunque la stella capo di questi nati è Capricorno, pertanto Acquario e Capricorno vedono un forte Saturno imprimere su di loro delle influenze astrali decisamente propizie ma non scevre di impegno, sacrificio e tanto lavoro. Sono comunque delle persone molto intelligenti, veramente intelligentissime, anche rispettosissime nei confronti degli altri, con un atteggiamento molto cauto, ma anche simpatico, fiducioso, sincero, sono molto leali questi nati. La costellazione che subito segue la stella capo è Vergine e questo li rende estremamente portati agli studi e rafforza i valori di terra e i significati di terra che già sono insiti nella costellazione Capricorno. Perciò abbiamo di fronte persone molto posate, molto valide, molto serie, che potrebbero essere anche ottimi, visto l'influsso di Mercurio, nell'ambito letterario, filosofico e possibilmente potranno essere validissimi insegnanti, soprattutto nelle materie più tecnologiche, ma comunque anche insegnanti magari di storia, filosofia, cose più però sempre con un approccio molto concreto, molto solido, tipico saturnino. Questi nati hanno un fisico forte, rigido, perché questa rigidità la dà questa grande presenza dell'elemento terra, dunque hanno un fisico molto strutturato e le movenze un po' rigide. La loro fortuna è media e dunque per quante prove possano avere realizzeranno sicuramente una buona posizione sociale nel loro ambito e saranno appunto stimati insegnanti ma anche stimati commercianti o scienziati in elettronica. Questo ovviamente è dato dalla presenza della costellazione Acquario, ma sarà una piccola percentuale possibilmente di persone ad occuparsi di questi. Altri potranno realizzare lavori nell'ambito medico, possibilmente per quello che riguarda l'apparato scheletrico, le ossa, i denti, come tipologia di lavoro. Altri potranno invece riuscire nella ragioneria, ma anche nel giornalismo, proprio perché abbiamo dietro questi influssi di Mercurio nella costellazione Vergine. Si valuta che intorno ai 40 anni e poi ancora a 48 potranno acquisire dei beni, probabilmente qualche terreno. Dovranno però fare attenzione alla possibilità di esproprio, dunque dovrebbero assolutamente verificare in anticipo se nella zona di loro interesse o che loro intendono acquistare è previsto dal piano regolatore un qualche
un qualche lavoro per costruire delle strade, dei collegamenti o qualsiasi opera pubblica che potrebbe appunto coinvolgere il terreno o la proprietà su cui hanno messo gli occhi e che non venga poi appunto un domani espropriata anche parzialmente per la realizzazione di queste opere. Dunque si informino bene questi nati affinché appunto i loro investimenti non sfumino o comunque non vengano in qualche modo intaccati. Per quanto riguarda comunque altre propensioni o altre inclinazioni che indicate da queste costellazioni, la possibilità di lunghi viaggi che potranno avvenire ai 5 anni, ai 13, ai 21 e così via, cioè a cicli di 8 anni, di 8 in 8. E un'altra cosa che potrebbero, a cui devono fare attenzione è il rischio di perdite di oggetti di valore, questo o anche di essere imbrogliati e derubati. Attenzione, comunque hanno e godono di una certa protezione, dunque l'esito per loro sarà favorevole, però sempre attenzione e cautela. Bene, forse l'ultima cosa che è bene accennare a questi nati è attenzione, valutate bene i soci con cui stringerete accordi o collaborazioni o creerete delle società. Non è negativo per forza, però in particolare dovrete valutare bene i collaboratori. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua, noi ci ritroviamo con la condivisione quotidiana dei nati del giorno, sempre alla stessa ora domani su questo canale. Mi raccomando, sostenete il Marietto Veneziano e me iscrivendovi ai nostri canali e perché no raggiungeteci nei nostri gruppi social, dei quali vi lascio il link in descrizione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.